Forza Nord verrà lanciata ufficialmente a Milano con un grande evento ed è un comitato interno a Forza Italia per dare più voce al Nord, più attenzione al Nord. Il lancio ufficiale sarà pure a Milano, ma l'anteprima è avvenuta a Vittorio Veneto nel giorno in cui si compie lo strappo all'interno del centrodestra con la presentazione ufficiale del candidato sindaco Gianluca Posocco, delfino di Gian Antonio Darè, colonna portante della Lega Veneta, espulso dal partito salviniano nelle settimane scorse per aver dato del cretino a Matteo Salvini. Posocco dunque che non solo incassa l'appoggio del mentore Darè, ma pure quello di Flavio Tosi, quindi Forza Italia, un asse che rischia di diventare una spina nel fianco soprattutto per la Lega ufficiale che a Vittorio Veneto correrà con Fratelli d'Italia, ma è chiaro che l'effetto domino rischia di travalicare la città della vittoria ed è qui, a ridosso di Piazza del Popolo, che la forma diventa quanto mai sostanza, con Tosi che spiega cosa è, ma soprattutto cosa non è Forza Nord. Un partito mai, un comitato all'interno di Forza Italia, un gruppo di persone, non solo ex leghisti, perché per dire Forza Nord nasce una chiacchierata tra me e il mio omologo lombardo, che è un forzista doc, perché Alessandro Sorte, collega parlamentare, è un forzista doc, abbiamo parlato io e lui e abbiamo detto perché no. Quindi sarà un comitato all'interno del partito formato da persone, ovviamente anche ex Lega. Non è un messaggio a Salvini, ognuno fa la sua corsa. Alle elezioni europee c'è il proporzionale, ognuno compete con gli altri, ma in generale ogni partito, pur nell'unità del centrodestra, è anche una competizione interna. E quindi noi cerchiamo di fare il meglio possibile per Forza Italia. E si farà il meglio possibile anche perché il vero obiettivo sono le regionali del 2025. Forza Nord riapre il fronte settentrionale e la candidatura di Tosi è già sul tavolo. Antonio Tajani, e lo ringrazio di cuore per questo, ha già espresso la mia candidatura, bisogna vedere se il Veneto toccherà Forza Italia e questo dipenderà da queste europee e dall'incontro che faranno Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'anno prossimo, quando voteranno 9 regioni, fra le quali il Veneto, e lì decideranno chi governa chi.